La caponata catanese è una pietanza a base di verdure, caratterizzata dalla presenza di melanzane, peperoni, pomodori, cipolle, sedano, olive e capperi. Il tutto viene aromatizzato con una salsa agrodolce fatta di aceto e zucchero. Molti preferiscono solo saltarla con olio oppure, invece della frittura, gradiscono arrostirla. La caponata è un contorno ricco e saporito, tipico della cucina siciliana. Può essere servita come antipasto, contorno o persino come piatto principale. Ecco come la preparo io. Gli ingredienti per 6 persone sono 4 melanzane, 4-5 peperoni gialli, verdi e rossi, 4 patate, 2 cipolle, 4 gambi di sedano, 50 grammi salsa di pomodoro, qualche cappero facoltativo, olio per friggere, olive bianche, sale, pepe. Pulite e tagliate a dadini grossi i peperoni e metterli in un recipiente. Tagliate a tocchetti le melanzane, riporle in un recipiente con acqua e sale per circa 10 minuti. Effettuate lo stesso procedimento con le patate tagliandole a tocchetti. Così anche con cipolle, sedano e ciò che aggiungerete. In una padella soffriggere singolarmente le verdure appena preparate. Io sinceramente vado a gradi di cottura, ma cuocio tutto insieme. Peperoni, patate, la cipolla, i gambi di sedano, melanzane scolate. Unite tutte le verdure, aggiungete le olive e i capperi.
regolate di sale e pepe, mescolate il tutto, aggiungere salsa di pomodoro, 200 ml circa d'acqua e lasciate restringere continuando la cottura coperto da coperchio. (40 minuti circa). Controllate la cottura delle patate aiutandovi con una forchetta. Non far asciugare troppo, lasciando un po' del liquido di cottura. Servire la caponata alla catanese, calda o fredda. Ecco qualche idea su cosa abbinare alla caponata. Accompagnala con fette di pane croccante ed è perfetta come contorno per accompagnare piatti di carne.